Sai come e quando optare per la cedolare secca? In fase di registrazione del contratto di locazione ti consiglio di fare inserire la clausola nel contratto, così non sarai obbligato a mandare la raccomandata all'inquilino. Nelle annualità successive invece dovrai rispettare la scadenza dei 30 giorni dall'annualità, quindi se per esempio il tuo contratto parte il 1° di aprile, entro il 30 di aprile sarai invece obbligato a mandare la raccomandata all'inquilino, quindi ogni proprietario dovrà mandare la sua raccomandata per poter fare la sua opzione personale e presenterai un modello RLI dell'annualità optando per la cedolare secca. Anche in sede di proroga potrai optare per la cedolare secca. Anche in questo caso, se non hai la clausola inserita nel contratto, dovrai mandare la raccomandata, come abbiamo detto prima, e poi presenterai l'RLI obbligatoriamente per prorogare il tuo contratto. Ricordati che se sei in cedolare secca potrai anche revocare la tua opzione, quindi dovrai presentare un RLI pagando l'imposta di registro. Questo è il modo per revocarla. Se vuoi approfondire questo argomento puoi trovarci nella nostra nuova sede di via Domenico Turazza 48 a Padova.